Va ora in onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Benvenuti al TG di Radio Libertà in collaborazione con il sussidiario.tv. È mercoledì 27 maggio 2026. Oggi, Meloni sfida Bruxelles davanti a Confindustria. Meno burocrazia, più crescita. La Lega rivendica 122 miliardi e rilancia il ponte sullo stretto. A Reggio Emilia, fermato un 22enne per terrorismo jihadista. Dal Texas, Paxton vince le primarie MAGA. Trump orienta ancora i repubblicani. Israele elimina Odeh, capo militare di Hamas. In Spagna, la Guardia Civil entra nella sede del PSOE. Sánchez trema. Questi e tutti gli altri aggiornamenti subito dopo. Meloni, Europa, basta lacci. Bruxelles tiene prigioniere le imprese. L'Italia porta l'Europa sul banco degli imputati. Giorgia Meloni, davanti a Confindustria, chiede a Bruxelles di fare meno e meglio. Meno burocrazia, meno vincoli ciechi, meno regole pagate da imprese, famiglie e lavoratori. Energia, carburanti, industria e competitività non sono dettagli tecnici, sono sicurezza nazionale. L'Europa non può chiedere crescita mentre alza i costi con l'ideologia verde, l'ETS e un patto di stabilità che rischia di spegnere la manifattura. A Radio Libertà Bagnai sintetizza. Ormai stanno diventando un pochino tutti leghisti. Senza crescita non c'è stabilità, c'è solo austerità travestita da responsabilità. Questa non è guerra all'Europa, è difesa dell'Italia reale contro l'Europa dei timbri. Ponte, ecco 122 miliardi. Morelli, è tempo dell'Italia dei sì. La Lega rimette al centro l'Italia che costruisce. Alessandro Morelli, sottosegretario con delega CIPES, rivendica un bilancio pesante. Salerno-Reggio, Brennero e Ponte sullo Stretto. Al Sole 24 Ore parla di 122 miliardi mobilitati e fissa una linea netta. Basta con la palude dei no. La frase è da titolo. Se ci si ferma al no, vince il partito del no. Sul ponte il governo tira dritto nel confronto con Bruxelles, sostenendo la continuità giuridica con la società Stretto di Messina. Il ponte è il test tra chi vuole collegare il paese e chi preferisce fermarlo tra ricorsi e burocrazia. Da una parte il partito del no, dall'altra l'Italia del sì. Allarme jihad a Reggio. Voleva colpire i passanti per il Daesh. A Reggio Emilia torna l'allarme terrorismo. Un 22enne italiano è stato fermato dalla polizia con l'accusa di arruolamento internazionale di terroristi. Secondo la DDA di Bologna, avrebbe voluto colpire passanti con un coltello per il Daesh. Prudenza giudiziaria. Il processo farà il suo corso. Ma prudenza non significa cecità. Quando compaiono ISIS, coltelli e radicalizzazione online, non si può ridurre tutto alla formula anestetica del disagio. Il terrorismo di oggi è pulviscolare. Armi povere, propaganda digitale, rancore trasformato in missione. La sicurezza è il primo diritto dei cittadini. Difendere lo Stato di diritto significa vedere il pericolo prima che diventi sangue nelle strade. Trump vince ancora in USA. Texas, Paxton travolge Cornyn. Dal Texas il messaggio è netto. Donald Trump pesa ancora. E come? Ken Paxton, alleato MAGA, ha sconfitto John Cornyn nelle primarie repubblicane per il Senato. Fox News parla di trionfo MAGA e sottolinea il peso dell'endorsement di Trump. Ora Paxton sfiderà il democratico James Talarico in una corsa decisiva per gli equilibri al Senato. La lettura politica è chiara. Trump non subisce il partito repubblicano, lo orienta. Dove mette la faccia, sposta voti e carriere. Il tema parla anche all'elettorato conservatore europeo. Confini, sicurezza, identità, rifiuto dell'establishment. Meno salotti, più popolo. Hamas, eliminato il capo militare. Israele decapita il comando Hamas. Israele conferma l'uccisione di Mohammed Odeh, nuovo capo militare di Hamas a Gaza. L'annuncio arriva dal ministro della difesa Katz, che si congratula con le forze di difesa israeliane e con lo Shin Bet. Secondo ANSA, fonti di Hamas,
avrebbero confermato la morte di Odeh in un raid nel quartiere Rimal. Hamas non è un normale soggetto politico, è l'organizzazione del 7 ottobre, dei massacri, degli ostaggi. Israele manda un messaggio duro: chi guida quella macchina di morte non può sentirsi al sicuro. Fermezza sì, propaganda no. Sanchez trema, polizia al PSOE. Premier nel mirino, indagine su fondi illeciti. In Spagna si apre un nuovo fronte per Pedro Sánchez. Secondo Affari Italiani, che cita El País, agenti della Guardia Civil sono entrati nella sede del PSOE a Madrid per raccogliere informazioni su un possibile schema di finanziamento illecito. Indagine in corso, presunzione di innocenza. Ma il dato politico è forte. La sinistra europea si trova a fare i conti con carte, sospetti e opposizione all'attacco. Feijóo chiede elezioni anticipate. Il governo invoca prudenza. Ma il ciclo Sánchez mostra crepe profonde e la Spagna entra in una nuova fase di tensione. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, presenta gli approfondimenti di oggi. Perché l'Europa tradisce l'industria? Bruxelles frena la crescita con tasse e burocrazia. L'Europa chiede competitività, ma poi carica l'industria di costi, regole e burocrazia. È il nodo emerso all'assemblea di Confindustria tra Meloni e Orsini. Guido Gentili, sul sussidiario.net, legge in quella sintonia un segnale preciso. Il mondo produttivo non chiede favori. Chiede di lavorare senza essere strangolato da ETS, caro energia e giungla normativa. Orsini ha detto fermatevi. Meloni ha parlato di un'unione diventata gigante burocratico. Bruxelles non può invocare la crescita e poi rendere impossibile produrre, assumere, investire. Il punto sono le fabbriche, le bollette, i giovani che se ne vanno, la manifattura che perde terreno davanti alla Cina. Sul tavolo, sospensione degli ETS, nucleare, meno burocrazia, politica energetica seria. La Lega lo denuncia da anni. Senza crescita la stabilità diventa austerità. Senza sovranità industriale l'Europa resta un salotto che commenta il proprio declino. Jihad dei lupi solitari, radicalizzazione rapida, coltelli e chat. La nuova minaccia. Il caso di Reggio Emilia non può essere archiviato con la formula del disagio. Il 22enne fermato è accusato di arruolamento internazionale di terroristi e, secondo la DDA di Bologna, avrebbe voluto colpire passanti con un coltello per il Daesh. Saranno le indagini a chiarire responsabilità e contatti. Ma Giorgio Laici, sul sussidiario.net, mette a fuoco il punto che la politica non può ignorare. Il jihadismo di oggi non ha bisogno di cellule strutturate. Si muove come minaccia pulviscolare. Radicalizzazione rapida, propaganda online, chat, emulazione, coltelli. Armi povere, effetto devastante. È la trappola dei lupi solitari. Il fanatismo intercetta fragilità e rancore e li trasforma in missione violenta. La sicurezza è il primo diritto dei cittadini. Difendere lo Stato di diritto significa vedere il pericolo prima che diventi sangue nelle strade. E questa per oggi era l'ultima notizia. Il TG di Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, finisce qui. Appuntamento a domani, alla stessa ora, sulle frequenze di Radio Libertà. Buona giornata e a presto. Avete ascoltato il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con